La nostra inchiesta ora sull'acqua destinata all'agricoltura. Il canale artificiale Lessinio-Euganeo-Berico garantisce l'irrigazione per Verona, Vicenza e Padova. Il consorzio punta ad aumentare il prelievo per garantire l'irrigazione a un'area più vasta, oltre che a poter diventare decisivo per smaltire le inondazioni. Di questo ci parlano Angelo Pangrazio e Claudio De Zampi. Qua c'è la coltura del radicchio rosso IGP di Verona, appena seminato, avrà una settimana. Qua necessita per i primi 10 giorni che il terreno sia sempre bagnato. Se non ci fosse l'acqua dell'Eb saremmo morti. L'autostrada dell'acqua è vita per gran parte dell'agricoltura veneta. Il canale Lessinio-Euganeo-Berico, che parte da Belfiore e arriva a Cervarese Santa Croce, preleva 34 metri cubi al secondo dall'Adige e dopo aver percorso una cinquantina di chilometri finisce la sua corsa nel Bacchiglione e nell'area termale. Serve un comprensorio di 100 comuni, 350.000 ettari, 82.000 dei quali irrigati direttamente. Pescando altri 10 metri cubi al secondo dall'Adige si potrebbero aumentare del 20% le campagne irrigate, ma per ora questo è un progetto. Stiamo prelevando il massimo di quanto ci è stato autorizzato, anche perché le necessità ovviamente meteorologiche lo richiedono in questo momento. L'acqua non è mai troppa, non va sprecata. I consorzi di bonifica stanno sperimentando il bilancio idrico informatizzato. È una piattaforma informatica che con i dati suolo, pianta, atmosfera, georeferenziando l'azienda agricola, sul cellulare, sullo smartphone o sul PC dell'agricoltore, gli arriva un consiglio idrico, cioè quanto e come irrigare. E questo è importantissimo perché i dati che ormai abbiamo in mano danno un risparmio idrico intorno al 25-30% della risorsa. Il LEB e le migliaia di chilometri di canali collegati sono vitali per l'agricoltura, ma ora si sta lavorando anche per utilizzarli nelle emergenze, per smaltire le piene che si scaricano a valle dalla pedemontana. Abbiamo bisogno di una grossa manutenzione per riuscire sì a portare l'acqua nei momenti critici dal Padovano, dal Vicentino, riportarla in Adige nella parte veronese.